A Modena, un'auto ha travolto 8 persone in via Emilia Centro, ferendone 4 in gravi condizioni, tra cui una donna amputata alle gambe. Il conducente, Salim El Kudri, 31enne italiano di origine marocchina, ha tentato la fuga armato di coltello ed è stato bloccato dai cittadini. L'uomo, senza precedenti penali ma con un passato di cure psichiatriche, è ora interrogato in questura, mentre gli inquirenti ricostruiscono dinamica e movente. Il bilancio dei soccorsi comprende ambulanze, elicotteri e interventi sanitari immediati. Le istituzioni, dal sindaco Massimo Mezzetti alla premier Giorgia Meloni, hanno espresso cordoglio e ringraziamenti ai cittadini intervenuti. Il caso è seguito dall'antiterrorismo per chiarire se si tratti di un gesto individuale o con motivazioni più ampie. Agli Europe Gulf Forum di Navarino, Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni per garantire libertà di navigazione e prosperità globale. Ha ribadito il ruolo attivo dell'Italia nella sicurezza marittima, supportata dall'esperienza delle missioni Aspides e Atalanta, e ha evidenziato i rischi legati alle capacità nucleari iraniane. 2 cacciamine italiane sono partite per Gibuti per missioni di sminamento e tutela ambientale. Al forum erano presenti leader internazionali, e Meloni ha avuto incontri bilaterali con Kuwait, Malta, Grecia e Cipro. La dichiarazione finale ha riconosciuto la legittimità degli hub di rimpatrio in paesi terzi, seguendo il modello italiano, confermando l'impegno dell'Italia per sicurezza e stabilità delle rotte marittime. Un sub maldiviano, il sergente maggiore Mohamed Mahdi, è morto per malattia da decompressione durante il recupero dei 4 sub italiani dispersi a Felidei. Le ricerche sono riprese il 16 maggio con 8 sommozzatori maldiviani, mentre lo yacht Duke of York è giunto a Male e la Farnesina assiste le famiglie. Le vittime italiane sono Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Federico Gualtieri e l'istruttore Gianluca Benedetti. Le autorità indagano sulle cause dell'incidente, legate a immersioni oltre i 30 metri e rischi di grotta, mentre le operazioni proseguono in condizioni meteo difficili. A Taranto, un 15enne ha confessato l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne maliano colpito a coltellate nella città vecchia. Il ragazzo ha dichiarato di aver agito per difendere i suoi amici da un possibile scontro. Altri 3 minori fermati hanno detto di non essersi accorti dell'aggressione né del sanguinamento della vittima. L'episodio risale all'alba del 9 maggio, quando Sako, diretto al lavoro in bicicletta, sarebbe stato coinvolto in una lite dopo aver ripreso alcuni ragazzi con il telefonino. Durante l'inseguimento verso un bar, il 15enne ha inflitto le coltellate fatali. I soccorritori hanno tentato di rianimare la vittima, ma senza successo. L'arma del delitto è stata recuperata e indicata dal giovane. A Chisinau i 46 Stati membri del Consiglio d'Europa hanno adottato la dichiarazione di Chisinau, riconoscendo la legittimità di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, tra cui hub di rimpatrio in paesi terzi, modello già sperimentato dall'Italia in Albania. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che il percorso, avviato dall'Italia con il supporto del primo ministro danese Frederiksen, è diventato un principio condiviso a livello europeo, confermando il ruolo italiano nella definizione di politiche migratorie. La dichiarazione permette agli Stati membri di implementare centri di rimpatrio ordinati e sicuri, con assistenza umanitaria, e rappresenta un riconoscimento della leadership italiana e della possibilità di replicare queste soluzioni in tutta Europa.